Innanzitutto buonasera a tutti. Io vi devo ringraziare perché questa è un'operazione fatta dal popolo e il popolo va sempre rispettato. Grazie veramente di cuore. Grazie. Guardate, giustamente Gio Formaggio ha detto ma siete in tanti, ed è vero che siete in tanti, siete uno spettacolo visti da qua, però è altrettanto vero che se ci fosse stata anche una persona davanti alle transenne io sarei venuto comunque, punto e basta, non c'è altro da aggiungere, perché quando ci sono le buone cause vanno sostenute, le cose facili le sanno fare tutti. Io penso che tutti noi cittadini, lasciatemelo dire, oggi avevamo di meglio da fare. Questi non sono gli impegni che vorremmo di sabato pomeriggio, giusto? Lo dico alle mamme, lo dico ai bambini, lo dico alle famiglie che sono qua in questo momento. Purtroppo dobbiamo occuparci di cose che non ci competono, che dovrebbero essere risolte da qualcun altro. Allora, senza nota di polemica, ogni volta che mi incontra un giornalista mi dice ma lei cosa pensa dell'ordine pubblico? Io rispondo sempre che l'ordine pubblico, lo dice la parola, dovrebbe essere ordine pubblico, però in questo paese siamo davanti a un disordine pubblico, perché bisogna dirlo fino in fondo che se abbiamo un estremo che è quello degli Stati Uniti, dove se ti beccano a guidare in stato di ebbrezza, almeno una notte te la fai in galera. Intanto vai lì, guardi le pareti, pensi, ma se stesse qua una vita, 2 o 3 anni, un mese, ti viene un po' il magone. E diciamo dall'altra parte il sistema del Bengodi dei delinquenti, ovvero l'Italia, dove per andare in galera bisogna mettersi molto di impegno. Vi ricordo che tra le telefonate che si fanno quei mattacchioni di albanesi o tra i rumeni, nelle registrazioni delle intercettazioni ne viene fuori, salutiamo anche Matteo che è arrivato, ciao Matteo. Ciao. Ne viene fuori nelle registrazioni che il consiglio per gli acquisti che si danno tra amici è quello di pensare che vai in Italia o vieni in Italia perché lì si può fare di tutto. Allora guardate, c'è un dato dei criminologi che ci dicono che quando un delinquente viene beccato in una rapina o durante un furto in generale, almeno 10 volte ha commesso lo stesso reato. Ma che è finito a fare confusione? Oh, guarda che c'è la giornata sull'ordine pubblico qua. Ringraziamo i fotografi che sono quelli che ci danno... Adesso però ste buoni, bravi. Dicevo, se no questi mi fa perdere il filo. Dicevo che il tema è questo, cioè noi siamo la patria dell'illegalità. Allora qualcuno si scandalizza perché sosteniamo il tema della legittima difesa. Magari qualcuno qui non se lo ricorda, ma qualche anno fa ci fu un nostro ministro che si batté per la legittima difesa. E in questo paese, con molta ipocrisia, si attaccarono un po' tutti, perché cioè, ma come la legittima difesa? Non è possibile che tu ti possa difendere in maniera appropriata rispetto a chi ti aggredisce. Io penso invece che sia un diritto del cittadino difendere i propri familiari, la propria vita, la propria realtà, la propria casa, senza se e senza ma. Allora, è facile fare i perbenisti se vivi in una gabbia dorata, in una reggia dorata, magari con le guardie fuori casa, con il piantone. Venite... Ah no! Buonistise. Allora il tema qual è? Il tema è che noi vogliamo un mondo migliore. Non serve essere della Lega, di destra, di sinistra, ma serve essere concreti con i cittadini. E questo mondo migliore
Che ne sa uno solo, di sinistra che batte le mani. Batti pure, grazie. A parte gli scherzi, noi cos'è che vogliamo? Noi vogliamo la certezza della pena, sarà mica un'eresia, la certezza della pena. Tu mi rompi le palle e io voglio che tu vada in galera e butto via le chiavi, questa è la certezza della pena. Chiaro? Noi vogliamo che se c'è un delinquente che vive in maniera disagiata nel carcere dopo aver fatto di tutto, perché ripeto, ve l'ho detto prima, per andare in galera bisogna mettersi d'impegno, non ti inventi l'indulto o l'amnistia, ti diciamo fai nuove carceri, falli lavorare e fagli scontare la pena a casa loro. Allora, siccome queste a noi non sembrano cose difficili da fare, pensiamo che il Parlamento, che noi paghiamo, vogliamo, che stiano lì, faccia semplicemente una cosa, ci faccia delle leggi degne di questo nome, faccia in modo che quando qualcuno commette un reato sia punito con la gradualità che la civiltà prevede, che si faccia in modo che questi signori vadano subito in galera, col sistema americano, come vi ho detto, 1 notte, 2 notti, 3 mesi, 4 mesi, 1 anno, 2 anni, tutta la vita, ma che ci stiano. E soprattutto, vedo le forze di polizia qui, le forze di polizia non vanno invocate quando bisogna prendere voti, vanno ringraziate, perché se non ci fossero loro, e ringraziamo le forze di polizia, dove sei qua? Iga, facevi vedere, vieni qua. Iga e bandiere verdi, ma non siete a Lega, siete a polizia, sti qua. Matteo, vieni qua. Allora, vi dicevo, loro vanno ringraziati, però non si ringraziano con una pacca sulla spalla. Noi abbiamo dimostrato come si gestisce il Ministero degli Interni. Avevamo un ministro Maroni che queste cose le sapeva fare. Non come quello che c'è adesso e come sta gestendo. O no? Se le forze di polizia hanno bisogno di uomini, gli uomini ce li abbiamo, si svuotino le caserme dai militari e si mandino in strada. Noi vogliamo i militari in strada. Non come dice qualcuno che è la fine della democrazia mandare l'esercito in strada, ma lo si manda in strada, lo si dia a loro disposizione, facciano pattugliamenti, presidi, facciano quello che vogliono, la benzina gliela paghiamo noi cittadini purché stiano in strada, perché a noi di poliziotti che si occupano di scartoffie non ce ne frega nulla, chiaro? Io ringrazio Gio, non per macchinetta dei panini, adesso non scherzo. Ma lo ringrazio perché so quanto cuore ci metta su questa partita. Saluto Stachio e saluto Zancan, venite qua. Perché poi a me è piaciuto perché Stachio ha detto io non mi ritengo un eroe, non mi ritengo un giustiziere, ma quello che è accaduto io penso che sia accaduto semplicemente non perché uno fa i calcoli, è accaduto come per quello che noi definiamo legittima difesa. No, ne prendiamo atto di questo. Ringrazio. Un proiettile mi è passato una spanna dalla testa quella sera. Se non era per lui, io ero solo armato dalla forza di disperazione, dovevo andare a difendere quella povera dipendente che avevo dentro la mia, ammazzavano. Allora io dicevo ringrazio Gio, tutti gli organizzatori, ma soprattutto di cuore tutti voi, perché noi siamo una foresta che cresce. Non avremo i tweet, non avremo tutte le slide da proiettare a tutti i consigli dei ministri, non avremo tutte queste robe, non avremo tutte le televisioni dalla nostra parte, però noi siamo la foresta che cresce e l'altra è la pianta che cade, che fa tanto rumore, ma la foresta che cresce vive sempre. Grazie e buonasera a tutti.